Buonasera a tutti ragazzi. Secondo gli astronomi della NASA, della ESA, qualcosa di strano, qualcosa di misterioso sta intorno al nostro pianeta. Si ritiene che questo oggetto possa essere un detrito spaziale, che l'oggetto orbita con un modello diciamo imprevedibile, quindi non si ha una traiettoria ben definita e quindi non credono possa essere tipo una cometa, tipo una cosa così, perché fa quello che vuole in effetti, quindi non ha una sua traiettoria oppure una sua direzione. Però hanno notato che ultimamente, nell'ultimo mese, sta girando intorno alla Terra, quindi credono che è come se fosse un sacco della spazzatura a vuoto che vaga per il nostro pianeta, quindi non c'è una direzione oppure una cosa, diciamo, fa quello che vuole, diciamo così. Molti giustamente dicono forse è un UFO, forse è qualche cosa di così, perché giustamente non è, essendo o non avendo una traiettoria specifica e cambiando improvvisamente diciamo la sua direzione, diciamo non sanno neanche loro come lo devono identificare, quindi non lo sanno. In effetti anche molti amatoriali lo hanno notato. In effetti anche io adesso sto pensando che forse quello che stiamo guardando tutte le sere, anzi veramente nelle ultime sere che abbiamo fatto video, che cos'era quel puntino rosso che si muoveva, che andava avanti, andava indietro. Basta che non sia questo che sto facendo il video adesso, diciamo, questo oggetto misterioso che giustamente gli astronomi professionisti non sono riusciti a identificare, anche perché la sua direzione è caotica, dicono, non è che è un asteroide, una cometa che passa quindi e va via. Questo gira intorno alla Terra, questo ritorna sempre dove stava, poi ritorna indietro, ritorna avanti, quindi ci sta questo caos. Oramai dice quasi un mese che va avanti così e loro hanno pensato che possa essere spazzatura spaziale, tipo un pezzo staccatosi da qualche lancio, qualche cosa diciamo così che viene trasportato dal vento e tutto. Anche se volendo ragazzi il vento non è che ci sia in effetti nello spazio, non è che ci siano queste correnti d'aria. In effetti se lo spazio è vuoto non credo che diciamo possa influire su un oggetto diciamo fermo, boh, comunque rimane un mistero in effetti. Tuttavia dicono nonostante il suo peso si stima che l'oggetto sia lungo diversi metri, quindi non è un oggetto piccolino, quindi un oggetto secondo me 4-5 metri, quindi si credono, o perlomeno credono che sia qualche detrito spaziale, cioè qualche pezzo che si è perso durante un lancio da una sonda, non lo sanno neanche loro, quindi data la leggerezza dell'oggetto è possibile che sia spinto intorno alla Terra dalla pressione proveniente dalla radiazione solare, non dal vento, quindi non il vento come ho detto io non poteva essere perché secondo me se esiste il vuoto nello spazio il vento non ce n'è secondo me, invece dicono che si sposta perché è la radiazione solare che lo fa muovere, quindi non sanno ragazzi che cos'è, quindi se saprò un po' di più di questo oggetto misterioso visto dagli astronomi che però non sanno che cos'è loro, figurarsi noi poi. E beh, può darsi che quello che in questi giorni noi stiamo uscendo pazze per capire cosa sia, può darsi che sia sto coso, diciamo, che cammina come dice lui, in effetti, non è che c'ha una sua orbita, diciamo, come una stella, come una cometa. No, non è un asteroide perché non c'ha una direzione, capisci? È caotica, quindi mentre sta qua
torna indietro, mentre torna indietro va avanti, capi? Nessun corpo celeste, asteroide, cometa o che sia, non lo fa. Quindi o è un detrito spaziale che si è staccato da qualche pezzo quando hanno fatto qualche lancio, oppure qualche UFO che va avanti e indietro come se facesse una specie di giro della Terra a controllarci. Quindi le soluzioni non è che sono due: o è immondizia come hanno detto loro, che vaga e gira sempre intorno alla Terra, perché gira e rigira, sta sempre qua, oppure è un UFO che gira e rigira intorno alla Terra, perché da un mese a questa parte hanno notato questo oggetto muoversi di continuo intorno alla Terra. Quindi diciamo che il problema, ragazzi, rimane. Quindi può darsi che questa cosa che noi stiamo vedendo sia proprio questo cosa qui, che noi facciamo tutto per sapere che cos'è, e secondo me non abbiamo detto una fesseria. Quindi allora, Lupus, cosa sta succedendo? Diciamo, what's happening? Cosa sta succedendo? Ok, un oggetto misterioso, ma non lo sanno. Loro dicono un sacco di immondizia, l'hanno chiamato così, però neanche possono dire per certezza che sia un spazzatura. Quindi non lo sanno neanche loro che sta succedendo in effetti, perché questo qui non ha una direzione, non ha una traiettoria, quindi non è un corpo celeste di nessun tipo, né cometa né asteroide, quindi nulla di nulla, nada di nada. Quindi a finale o è spazzatura, come hanno detto loro, un detrito staccatosi da qualche pezzo, diciamo, lanciato nello spazio, oppure qualche cosa tipo UFO che gironzola intorno alla Terra. Quindi queste sono le due teorie, poi non ce ne sono più, anche perché è diversi metri, non è un piccolino, sa, dici, e sarà 50, 60, un metro, sarà 4-5 metri. Dicono che è molto lungo, tipo sigaro, ed è molto leggero. Ciao Federica, buonasera. Sì, 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 a finale devono, forse gli spazzini ancora non sono passati e tra poco passeranno, dici tu. Forse ancora il camion dell'immondizia non è passata. Grazie Federica. Quindi diciamo in effetti che è tutto strano, ragazzi. Poi più tardi vi farò vedere delle foto che mi ha mandato un ragazzo, un Marco, un nostro iscritto, che lui ha il telescopio, ha la fotocamera buona, delle foto che io sto preparando, ho quasi finito, le sto preparando, le ho zoomate un po' in più, per non sgranarle troppo. Vedremo delle cose un po' strane, diciamo. La luna, ragazzi, l'ha fotografata bella, vi dico la verità. Anche perché lui e ti ha ragione, Lupus. Anche perché lui ha un'attrezzatura buona, quindi ha fatto la foto della luna, poi ha fatto la foto di questa due puntini, uno bianco e uno rosso, che neanche lui dice non sono galassie, quindi non sa neanche lui che cos'è. Poi ci sono dei puntini strani, ciao Isabella, che pure non hanno, tipo come l'ho fatto io l'altra volta, quella cosa tipo mattone, solo che questo ha usato un telescopio secondo me con attaccato una telecamera, diciamo, di buona marca, quindi già vedendo la luna vedete che si vede proprio bene bene. Non dico che si vedono i crateri, però si vede bella perfetta. Quindi anche lui, diciamo, no, è un telescopio, lui ha detto che montava una telecamera, quindi deve essere un telescopio, non un cannocchiale. Per montare, diciamo,
diciamo una macchina fotografica buona deve essere un telescopio, non un cannocchiale, perlomeno credo. Però le foto su ragazzi sono abbastanza nitide, ben fatte. Vabbè, che fa? Anche io ho detto che era un cannocchiale, poi ho detto telescopio e neanche io sapevo in effetti che cos'era. Quindi in effetti l'ha vista con qualcosa che non è cellulare, perché io anche avendo questa Way che a 40 mb, quindi fa foto davvero spettacolari, non riesco a fare foto diciamo della luna perfette. Queste che ho che mi ha mandato lui oggi sono perfette in effetti. È come mi pare quando apri il libro e vedi la luna, così. Quindi poi ci stanno questi due puntini misteriosi e poi altri puntini che io ho solamente ingrandito un poco, diciamo, poi ho trovato un programma per non sgranarlo, se no non si vedeva nulla. E poi ci sta tipo come un grosso pianeta, non lo so che cos'è, come se fosse tipo Apopis, come lo chiamiamo noi, un grosso asteroide. Può darsi che sia un asteroide di quello che doveva passare tra ieri e oggi, quindi non lo so, poi dopo diremo giustamente a chi sta in rete che capisce di più di noi, perché sul canale ci stanno molti astronomi che vengono a vedere i miei video, quindi possono dire che cosa è, che cosa non è, quindi poi diremo a loro che cosa ne sanno di quella cosa in effetti, quindi la luna vabbè la sappiamo tutti, ma a noi interessa sapere quei puntini cosa sono. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Io finisco di preparare queste foto e poi un ragazzo mi ha mandato delle foto che lui, diciamo, gli piace fare fotografia astronomica e quindi ha visto delle cose strane e me le ha mandate sull'email. Poi, sì, sì, lui ieri sera ha fatto queste foto e poi la cosa che è successa a questo ragazzo è addirittura pazzesca. Mi ha raccontato questa cosa che in effetti lui era andato con la ragazza a fare queste foto perché lui è un amatoriale, quindi era andato a fare queste foto. E dice che la ragazza si è sentita come tirare all'improvviso, stavano solo loro, pensa, in una parte buia, quindi immagino che si avrà messo paura. Dice che ha visto come un'ombra lunga nera. Quindi la ragazza, giustamente la sua fidanzata, si è messa paura e ha detto andiamo via, smetti di fare queste foto e ce ne andiamo. Quindi diciamo è successo davvero di tutto, come dice tu Lupus. Pure questo ragazzo diciamo ha visto i suoi mostri pure lui. Sì, sì, dopo faccio il video in diretta, lo voglio fare, quindi farò fotografia per fotografia e poi semmai le commentiamo insieme e vediamo che cosa sono. Può darsi che troviamo qualcuno che ne capisca più di noi e diamo una spiegazione a quelle foto. Quindi adesso io le sto ingrandendo per farle passare dopo, così con la diretta, foto per foto, le commentiamo insieme. Quindi poi vediamo che cosa sono ragazzi. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Lupus e ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo a dopo. Ciao.